In linea d'aria saranno più o meno un centinaio di metri. Sono quelli che l'altra sera dividevano un cinghiale maschio di oltre 100 kg dal Duomo di San Marco nel pieno centro storico di Pordenone. Ma non è ancora tutto. L'animale infatti era uscito dai rovi nell'area del parcheggio a ridosso del fiume Noncello per cercare cibo. Dietro a lui la femmina e anche due piccoli che facevano fatica a stargli dietro, una famigliola al completo che non è certo passata inosservata perché oltre ad attraversare la strada si trovava praticamente a ridosso del centro di Pordenone. Non siamo certo a Roma, ma è senza dubbio la prima volta che i cinghiali arrivano a un passo dal salotto buono della città e comunque attraversano un quartiere residenziale dove tra l'altro c'è un ristorante. Forse proprio il profumo del cibo ha attirato gli animali, che in ogni caso erano già stati notati anche le sere precedenti. In passato altri esemplari erano stati visti nell'area della Comina, ma si trattava di una zona distante più di 1 chilometro dal centro e in ogni caso caratterizzata da rovi, alberi e tanto verde a ridosso dei Magredi, la zona di interesse ambientale europeo dove vivono diversi animali selvatici, non solo cinghiali. L'altra sera invece si sono spinti molto più avanti e tutto fa supporre che se non sarà messo un freno tra poco potrebbero attraversare Contrada Maggiore, tra i dehors, tavolini all'aperto dei bar e i negozi di lusso della Pordenone Bene. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 9 gennaio 2024. La prima notizia del giorno riguarda quei cinghiali a spasso in centro a Pordenone. Questo è il titolo dell'articolo di Loris Del Frate sul Gazzettino di oggi. Una famigliola al seguito di un maschio da un quintale domenica a 2 passi dal Duomo, avvistati anche nelle serate precedenti, e quindi è così che si inaugura l'anno nuovo a Pordenone, l'anno del cinghiale. Polemica in città, anche se leggiamo sempre sul Gazzettino non sarebbe colpa dei rifiuti. Ma dopo questa notizia di carattere faunistico proseguiamo la rassegna stampa di oggi, tornando a parlare del caso emerso ieri, la tragedia dei 3 senza tetto, dei 3 giovanissimi senza dimora morti nei giorni scorsi a Padova in un ex istituto per ciechi, ora abbandonato. Siamo sempre sulle pagine del Gazzettino, c'è l'intervista al sindaco di Padova Sergio Giordani. Io sconvolto dalla morte di questi 3 ragazzi, è una sconfitta per tutti, dice il primo cittadino. Il sindaco di Padova: niente polemiche, ma ora serve accelerare per il recupero dell'area. La gestione dei flussi su basi ideologiche rischia di spingere i migranti nell'illegalità, aggiunge il sindaco. Va ricordato che i 3 giovani deceduti, probabilmente a causa di inalazioni di monossido di carbonio, erano persone di origine straniera e probabilmente, anzi per i 2 che già ieri erano stati identificati, si segnalavano precedenti per spaccio. Dormivano all'interno dell'ex istituto per ciechi Configliacchi, abbandonato da 13 anni nel quartiere più popoloso della città del Santo, l'Arcella. Ma vediamo ancora le dichiarazioni del sindaco Giordani. Stiamo collaborando con la regione per acquisire l'immobile e abbiamo già i progetti per rigenerare tutto. I controlli ci sono, c'è anche il piano di accoglienza, poi le unità di strada sono attive e, sottolinea il sindaco, non abbiamo mai tagliato i servizi. La notizia in primo piano anche sul Corriere del Veneto: senza tetto è emergenza, in Veneto mancano posti. A dirlo è Carmelo Lobello di Medici di Strada, una delle 10 associazioni che a Padova opera con le unità esterne. Ma è anche il sindaco Mario Conte di Treviso, presidente dell'ANCI del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che dice: i primi cittadini stanno facendo di tutto per garantire luoghi caldi e accoglienti, ma questi numeri non sono alla nostra portata, da soli non ce la facciamo, è un'emergenza sociale che deve trovare risposte anche da parte dello Stato.
9 morti dall'inizio dell'inverno. Intanto nel 2022 la regione fu terza in Italia per numero di decessi, il Veneto. I sindaci appunto dicono da soli non ce la facciamo, più 18% è l'incremento dei pasti registrato dalla Ronda della Carità di Verona nel 2023 rispetto al 2022, 220 pasti in inverno, 416 d'estate, questi alcuni dati. E da Padova la proposta di Luca Favarin, fondatore della comunità Chidane: accolgo anche i pregiudicati, solo così possiamo salvarli. Favarin spiega: non chiediamo loro nulla, le porte sono aperte. Combattere il fascino della strada vuol dire farli sentire a casa, insomma una questione di solidarietà. E poi il Corriere del Veneto, in un altro articolo a firma di Michela Nicolussi Moro, che assieme ad Alice D'Este firma i 3 pezzi che compongono insomma questo reportage in primo piano. In coda tra i disperati c'è il manager di un'azienda estera, tanti volti inattesi, il caro affitti ha fatto esplodere il problema, l'emergenza casa naturalmente, alla ricerca di un tetto ci sono padri separati, ex badanti, operai stranieri licenziati. Vediamo le dichiarazioni della comunità di Sant'Egidio, che dice: sono all'addiaccio anche persone con il reddito di cittadinanza o la pensione di invalidità, e ancora medici di strada. Vediamo ex detenuti che spesso ripetono: era meglio stare dentro, dove letto e pasti sono garantiti. Insomma, dopo la tragedia del Configliacchi a Padova, questa un po' la situazione, il punto nelle prime pagine del Corriere del Veneto di oggi sulla questione, sul problema di chi non ha la casa, i senza tetto appunto. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima sulle pagine del Gazzettino: fine vita, fissata la data, si vota il 16 gennaio. Di cosa si tratta? Del progetto di legge di iniziativa popolare per il suicidio medicalmente assistito, presentato in regione, in consiglio regionale, dall'associazione Luca Coscioni, che ha raccolto oltre 9.000 firme di cittadini veneti, più 2.000 in più di quelle necessarie appunto per presentare un progetto di legge regionale di iniziativa popolare. Il testo è stato depositato ancora nel giugno scorso, finalmente ora verrà discusso e votato dal Consiglio regionale. La data è quella del 16 gennaio e scoppia già un caso interno al Partito Democratico. Anna Maria Bigon, consigliera regionale eletta a Verona nella lista del PD, era l'unica democratica al seminario organizzato da Fratelli d'Italia proprio sul tema del fine vita. Poi in un secondo momento il nome dell'esponente Dem è scomparso dalla locandina. Si difende così Anna Maria Bigone: ero stata contattata dall'associazione Ditelo sui tetti per un piccolo intervento sulle cure palliative. Tra i relatori dell'evento il leghista Nicola Finco e gli ex ministri Maria Pia Garavaglia e Maurizio Sacconi. Ma voltiamo pagina. Elezioni europee ed elezioni regionali anche, se ne parla sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. I nodi della politica europee, i nomi in gioco, big in Lizza Nord-Est, sfida fra Meloni e Schlein. Per Fratelli d'Italia il nome della premier è affiancato da quelli di Donazzan e Polato. La Lega potrebbe schierare Marcato nel tentativo di recuperare preferenze. Nel PD invece si fa il nome del padovano Alessandro Zan, che vorrebbe candidarsi, mentre Forza Italia con Tosi vuole schierare un big, si pensa alla ministra Elisabetta Casellati. Questi i volti che compaiono anche nelle fotografie sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. L'articolo è di Filippo Tosato. E poi il 9 giugno non va dimenticato anche la tornata amministrativa più rilevante in Veneto, Election Day in 309 comuni, ma è Rovigo l'unico capoluogo che andrà al voto quest'anno. E poi, sempre in tema di elezioni, in questo caso regionali, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, è da segnalare l'intervista di Laura Berlinghieri a Luca De Carlo, segretario regionale di Fratelli d'Italia,
che dice: se Zaia non sarà in campo è normale che Fratelli d'Italia punti al Veneto. Non credo al limite dei mandati, spiega De Carlo, ma fu proprio il presidente Zaia a introdurlo. Va specificato che Zaia naturalmente non ha introdotto il limite dei mandati per se stesso, cioè per il presidente della giunta regionale. Quello è stato stabilito da una legge nazionale che peraltro in Veneto è stata attuata solo successivamente, e infatti Luca Zaia è l'unico presidente di regione ad oggi già al terzo mandato. Vorrebbe ricandidarsi per il quarto mandato, ma non può farlo a legislazione vigente. Il limite per i 2 mandati che invece aveva fissato proprio Zaia era per i consiglieri regionali e per gli assessori regionali. Un tetto questo che in realtà non è mai stato applicato, nemmeno questo in Veneto, perché è stato cancellato ancora prima di entrare in funzione, ancora prima insomma che fossero trascorse 2 legislature e che quindi potesse scattare il blocco. Fratelli d'Italia, spiega ancora De Carlo, qui in Veneto ha preso più voti della Lega, sul terzo mandato sarà il Parlamento a decidere, bilanciando eventuali pro e contro. I nomi per le europee non sono stati decisi, non vedo come alcuni possano fare il proprio. Questa è una frecciatina chiaramente a suoi compagni di partito, come ad esempio Elena Donazzan, che ha vinto tutti i congressi di Fratelli d'Italia in Veneto. I suoi candidati si sono affermati nei congressi provinciali, a differenza di quelli di De Carlo, che invece hanno perso. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia sindacale. Il camper della CGIL: no ai tagli alle scuole e agli istituti tecnici ridotti a 4 anni. L'iniziativa parte oggi da Verona, lo leggiamo in un articolo di Nicola Brillo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Contro la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata, pericolosa per l'istruzione, e contro la riduzione del ciclo delle superiori da 5 a 4 anni. Il camper dei diritti della FLC CGIL arriva oggi a Verona e nei prossimi giorni toccherà Vicenza, Bassano, Legnago, Rovigo. Tornerà poi in Veneto il 7 marzo, quando si fermerà a Treviso per poi procedere verso Belluno, Venezia e concludere il suo viaggio a Padova. Obiettivo del camper dei diritti è la lotta alla precarietà, la difesa del welfare universale e la valorizzazione del sistema scolastico pubblico. L'iniziativa è stata presentata ieri nella sede della CGIL del Veneto e per oggi invece è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il podcast torna come sempre domani. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata.